Scusate. Ho cambiato vita. Perché tutto questo? Non perché io mi sia montata la testa, assolutamente. Ma, bensì, perché mi è arrivato un altro mazzo di rose e non è lo stesso della scorsa settimana. Questa è la prova. Queste sono le rose rancide della scorsa settimana, le potete vedere, c'è anche lei, il famoso cadavere. Invece queste sono le nuove rose di questa settimana qui. Allora, non per tirarmela o per atteggiarmi, ma insomma, scusate, come vedete sono molto disinvolta. Allora ragazzi, vi spiego perché io in realtà ci so camminare benissimo su queste scarpe. Soltanto ragazze, queste qui sono un numero di meno, mi stanno strette, sono le 36 perché sono quelle di Orietta Berti dell'anno scorso. Qua non si butta niente. Comunque, vi piaccio? Io... Allora, io però vorrei un consiglio. Grazie. Sono molto commossa. Allora, adesso io vorrei un consiglio da Mary. Mary, per favore, puoi salire su e darmi un po' lezione di portamento, perché io so camminare, non è che non sappia camminare bene, però scusa, se tu mi dici un po'. questo vestito, sbaglio? Questo era il tuo dell'anno scorso, sì. Ma non ti dovrebbe stare un po' lunghetto? Abbiamo accorciato una cinquantina di centimetri. Cosa vuoi che fammi sia? vedere come cammini, vediamo, dai. No, comincia tu, che io ti seguo. Guardami, pronta? Prego. Ma dai. No, sono molto sciolta. Guardami, così. Aspetta un attimo. Guardami. No, Sabrina, no. No. Sei una frana, guardami. Perché? Così. Devi ondeggiare. Dai. Aspetta. Ammiccamento. No. Aspetta. No, Sabrina. Almeno ci siamo. No, devi ondeggiare, portata Ondeggio. dal vento, guardami. Portata dal vento. Certo. Va bene? Così? No. Va bene, camminiamo dopo, più tardi. Abbiamo ore di tempo. Adesso facciamo una cosa. Appoggiati. No. Oh ragazzi, io sono scioltissima, Oh. Adesso sai che facciamo, Mary? Sì, dimmi. Siccome io devo ringraziare Luca, che Chi è? dunque, questo ragazzo mi ha mandato delle foto, no? Delle foto? Delle rose, scusa, mi sono un po' emozionata. Ma così poche? Allora, ipotizziamo una telefonata. Tu lo chiami per ringraziarlo, lui ti ha spedito delle foto ma perché dico foto? Ti ha Delle rose? spedito delle rose e tu lo devi ringraziare. Pochine, eh? No, che pochino. Io sono abituata a ben altro. No, ragazzi, per me questo è anche abbastanza. No, Poi, sono se permetti, poche. ho due mazzi. Il passato e il futuro. Cioè il presente. Dimmi. Devo telefonargli? Sì, Ascoltami, e guardami soprattutto. sì. Aspetta. Trovo un appiglio. Dimmi. Pronto? Veloce. Luca? Buongiorno, sono Mary Patti. Sì? Sì, proprio Mary Patti. Sì, sono Mary Patti, quella di Donella Rai. Sì, infatti, sì, ho ricevuto le rose, sì, la ringrazio, però le volevo Vede lei? dire... Certo, mai confidenza. Le volevo dire che non posso proprio accettarle, infatti gliele vorrei rimandare indietro, magari le regala a sua madre, a sua nonna, perché io non posso. Non ho proprio tempo per queste cose, sa, lo studio, l'università, il lavoro. Vabbè. Senta, a me non mi interessano proprio queste cose, quindi la prego, non me le mandi più, non mi cerchi più. Va bene? Va bene. E poi, come? Se posso uscire con lei? Aspetti. No. Lunedì? No, lunedì assolutamente no. Martedì neanche no, martedì devo uscire con Adalberto. Mercoledì? No, assolutamente no. Giovedì no, giovedì mi riposo, rifletto su me stessa. Venerdì no, un impegno a cena no.
Sabato no, domenica non se ne parla proprio, guardi. Mi dispiace, no. Mi dispiace, non so che fare. Ho capito come Comunque si fa. arrivederci, non mi cerchi più, non mi mandi più rose perché io non so più proprio dove metterle. No, basta, non so più dove metterle. No, non me le mandi più. Sono troppe. No, io ne ricevo tantissime. No. Basta, arrivederci. È caduta la linea. Capito? Faccio uguale. Sì. No. Pronto? Pronto? Ciao, sono Sabrina. Come Sabrina chi? Sabrina, quella a cui hai mandato le rose. Senti, anzi no, devo dare del lei. Per favore, lei non mi mandi più delle rose perché io non so dove metterle. Perché me ne arrivano tantissime, però se mi mandate le orchidee che sono piccole e non occupano spazio. No, volevo dire, vogliamo uscire insieme? No. Lunedì posso? No, non posso. Martedì non c'è niente da fare, mercoledì nemmeno, giovedì vado a ruba in questo periodo. No, non posso, giovedì sera no, c'ho il dentista. Nel senso che esco con un dentista, sì, un ragazzo molto, sì. Poi, che altro bisogna dire? No, non mi spedire più foto e c'è nessuno in casa. Non mi spedite più rose perché ce n'ho tantissime, proprio sono piena di rose, non so più dove metterle. Basta, non mi seccare! Però se mi vuoi telefonare questa sera... No, mai! Non mi telefonare mai. Ti ringrazio tantissimo, mi hai commosso. Senti, attacchi tu, attacco io. Senti? No, dai, attacca prima tu. Dai. No. Ha attaccato lui. Mi ha attaccato. Sabrina. Come faccia? Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Scusa, Mary, ti sposti per favore perché mi rovini le inquadrature. Allora, se volete scrivere alla posta di Sabrina, anche inviare delle rose, ma insomma, casella postale 6331 00100 Roma Prati, scrivetemi pure. O altrimenti se mi volete parlare d'amore, anche se vi siete giustamente innamorati di me e volete raccontarmi la vostra storia d'amore, scrivetemi a Sabrina, una storia speciale, casella postale 6331 00100 Roma Prati. Ciao ragazzi.